Una giornata di follia a Bassano del Grappa che ha portato alla denuncia da parte della Polizia di Stato di un 23enne italiano protagonista di una serie di episodi quasi surreali. Tutto è iniziato in mattinata in via Passalacqua, dove una pattuglia è intervenuta all'interno di una pasticceria per la presenza di un giovane in evidente stato di agitazione. Dopo essere stato identificato, il 23enne è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Ma la situazione è rapidamente degenerata. Nonostante la presenza degli agenti, il giovane si è rimesso alla guida della propria auto, ignorando l'alto della polizia, in un pericoloso tentativo di fuga. Una volta fermato è scattata la denuncia a piede libero per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti su alcol e droga, fuga dopo l'intimazione dell'alta e resistenza al pubblico ufficiale. Il veicolo è stato inoltre sequestrato. La vicenda sembrava conclusa, ma in serata ha assunto contorni ancora più incredibili. Il 23enne, infatti, si è introdotto nel deposito giudiziario dove l'auto era custodita. Utilizzando le seconde chiavi è riuscito a mettere in moto il mezzo e, con l'intenzione di riprenderselo, ha sfondato la recinzione della struttura. La sua corsa è terminata poco dopo, ha fatto in tempo ad attraversare un prato per poi finire in un fosso. Il giovane è stato nuovamente bloccato e a suo carico si sono aggiunte ulteriori accuse: violazione di domicilio e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.